parlando sempre del settore trasporti, anche in Calabria noi vediamo che nella stessa Calabria, al di là del fattore ferroviario, delle ferrovie dello Stato, noi abbiamo su determinate linee, percorsi, magari abbiamo delle sovrapposizioni enormi di corse, di autobus, magari di aziende diverse, e quindi la Reggio Calabria, la Catanzaro, ecco, ad esempio da Catanzaro Lido partono i pullman che vanno sulla Ionica e parte il treno che va sulla Ionica, quindi è tutto un sistema che vorrebbe riordinato in un modo che sia più confacente alle esigenze del pubblico. Ad esempio, facciamo un esempio, magari ci sono dei paesi, noi abbiamo una regione che è orograficamente spostata anche verso l'interno, verso i paesi interni, quindi ci vorrebbe una maggiore considerazione dei paesi interni, magari servirli con gli autobus molto meglio di come sono serviti, e dove magari c'è il treno, certamente un treno confacente con le esigenze moderne di trasporto, si dovrebbe favorire il treno, anche perché noi sappiamo benissimo che le nostre strade sono quelle che sono, e tra le altre cose toglieremmo un sacco di traffico sulla strada con maggiore sicurezza anche per i cittadini.